Essere. Due episodi inquietanti nella Castellana, una bomba Molotov lasciata sul tavolino di un bar a Istrana, una pistola puntata da un'auto in corsa a Castello di Rode, con Emerino l'ex sindaco che dice sto valutando di farmi il porto d'armi. Virus Western Island, lo studio dell'Ulsu 2, il caso del 56enne contagiato dalla febbre pur non avendo patologie pregresse. Si finge un carabiniere di Treviso e deruba un'anziana facoltosa di l'orologio da 300.000 euro, successo nel veneziano. Assurdo incidente a Crespano del Grappa, 70enne in bici travolto da due cani che improvvisamente hanno attraversato la strada, l'uomo è rovinosamente caduto a terra e le sue condizioni sono molto gravi. 5 giovanissimi denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di alcuni furti messi a segno nel bar del Parco Manina, Montebelluna. Nominato il commissario che guiderà il comune di Ponte di Piave fino alle elezioni del 2019 dopo la caduta della giunta, il viceprefetto Pietro Signoriello. Preso il via la nuova edizione dell'Home Festival, attesi da stasera fino a domenica grandi artisti di fama internazionale, ma non mancano, come ogni anno, i timori dei residenti sui disagi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. E subito vi presento un ospite d'eccezione di questa sera, è con noi infatti il sindaco di Treviso, Mario Conte. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Sindaco, il sindaco di Treviso ci terrà compagnia in questa edizione del nostro telegiornale e state con noi fino alla fine perché ci racconterà quali sono le decisioni principali adottate dalla Giunta che ha finito di riunirsi poco più di un'ora fa a Treviso. Ci sono importanti novità e ne parleremo nel corso del nostro telegiornale. Prima però di iniziare con il telegiornale le chiedo una cosa: domani il ministro dell'Interno Salvini a Venezia per firmare il protocollo sulla legalità per i cantieri della Pedemontana, è una firma importante anche per i riflessi che ha su Treviso. Una firma assolutamente importantissima che il nostro governatore Luca Zaia ha voluto e ottenuto, e quindi il via libera a questo progetto che sarà strategico per tutto il nostro territorio. Non toccherà il comune di Treviso direttamente, però le ripercussioni e i benefici di quest'opera ovviamente ricadranno anche nel nostro comune, e quindi siamo tutti ben contenti che quest'opera, come ha annunciato proprio anche ieri sera Luca Zaia, continui e in alcuni tratti comincia a essere anche terminata. Si parla del tratto Breganze-Marostica che verrà tra poco inaugurato, e via via tutti questi tronconi della nuova Pedemontana, opera assolutamente strategica e necessaria. Senta, domani Salvini incontrerà anche i sindaci ovviamente che sono interessati al tracciato. Lei quando potrà vedere Salvini per i temi che aveva introdotto con le missive che aveva lasciato in questi giorni? Io conto nel mese di settembre di incontrare in modo riservato il ministro Salvini, tanti temi che porterò sulla sua scrivania, dalla sicurezza alla gestione degli immigrati nel nostro territorio, ma soprattutto la funzione che la polizia locale ha nel nostro territorio. Quindi voglio dare un'identità ben precisa al nostro corpo della polizia locale, che sta facendo un lavoro enorme a supporto delle forze dell'ordine, però bisogna capire se sono forza di polizia o se sono semplici agenti di polizia locale che devono gestire semplicemente il traffico. Io preferirei che avessero la prima funzione, e quindi diamogli gli strumenti per poter difendere i cittadini e se stessi. Che era un po' l'allarme che aveva lanciato il capo, il comandante della polizia locale Tondato. Certo. Ci torneremo fra poco per parlare di vigili perché c'è una novità anche su questo, restate quindi con noi sintonizzati. Iniziamo allora con la cronaca, iniziamo con la morte del 44enne Shpetim Gashi, la vittima purtroppo dell'ultimo infortunio mortale a Salgareda alla 3B, perché la procura ha iscritto nel registro degli indagati il responsabile delle procedure di sicurezza e ambiente dell'azienda 3B di Salgareda. Dunque c'è questo indagato nell'ambito della tragedia occorsa alla 3B di Salgareda, e la magistratura ha anche ritenuto di non dover fare l'autopsia sul corpo del povero 44enne, quindi ha rilasciato il nulla osta per il funerale che si svolgerà
con rito musulmano a Balince, città d'origine dell'uomo in Kosovo, e colleghi e amici di Gasci potranno dedicargli un ultimo saluto venerdì nella casa funeraria interconfessionale di Gorgo al Monticano. Dunque funerali in Kosovo, nella sua patria, per il 44enne che, come sappiamo, lascia una moglie e 3 figli. E poi dalla Castellana 2 episodi inquietanti, da una parte a Istrana il ritrovamento di una bomba Molotov lasciata sul tavolino di un bar quasi come fosse un messaggio, e il caso del ex sindaco di Castello di Godego che si è visto puntare contro una pistola da un'auto in corsa e che oggi dice sto valutando di farmi il porto d'armi. Tensione nella Castellana per 2 episodi a dir poco inquietanti. Il primo a Villanova di Istrana, dove alcuni cittadini questa mattina hanno rinvenuto una bomba Molotov abbandonata la notte scorsa da ignoti sopra il tavolino di un bar, in questi giorni chiuso per ferie. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Castelfranco, che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza, mentre l'ordigno è stato consegnato al RIS di Parma. Si cercano impronte che possono permettere di risalire i responsabili. È di ieri pomeriggio invece l'altro inquietante episodio che ha visto protagonista Pier Antonio Nicoletti, ex sindaco di Castello di Godego, che a 24 ore di distanza non nasconde una paura che aumenta sempre più. Sono anche un po' più preoccupato rispetto a prima e sto anche valutando se sia il caso di chiedere il porto d'armi. È lo stesso Nicoletti a raccontare la vicenda che l'ha visto protagonista intorno alle 14:30, mentre si trovava sul marciapiede lungo la strada principale del piccolo comune, davanti all'abitazione della madre, intento a parlare al cellulare. Si avvicina un'auto, finestrino abbassato del posto posteriore destro, c'era un uomo sulla trentina, forse un po' di più, con volto serio. Prima mi ha guardato, poi ha estratto una pistola, ho ben in mente la canna della pistola, non c'era il tappo rosso, mi hanno puntato questa pistola. L'assenza del tappino rosso non significa che si possa trattare di una pistola vera, potrebbe essere un giocattolo a cui è stato tolto, spiega Nicoletti, che una volta resosi conto di quanto successo ha denunciato l'accaduto alla polizia locale, che visionando le telecamere di videosorveglianza ad alta definizione fatte installare proprio dall'ex sindaco è risalita all'auto sospetta. Sull'episodio indagano anche i carabinieri, ai quali spetterà chiarire se si sia trattato di una bravata o di un atto intimidatorio, ma Nicoletti vorrebbe escludere quest'ultima ipotesi, anche perché, spiega, solitamente non frequento quel luogo. A quell'ora del giorno non ci sono praticamente mai in quel luogo, quindi veramente una coincidenza. Io sono convinto che sia una bravata, la coincidenza che in quel momento ero là io e quindi hanno fatto questo scherzo di cattivo gusto a me. Se c'era qualcun altro, credo che la cosa accadeva comunque, quindi non ritengo di essere io sotto minaccia. Resta però l'inquietudine per quanto accaduto. Certo, non è uno scherzo particolarmente bello. Solidarietà a Nicoletti è stata espressa dall'attuale sindaco di Castello di Godego, Diego Parisotto, che dice: spero che le forze dell'ordine identifichino in tempi brevi i responsabili. Altro episodio inquietante, quello delle scritte razziste apparse all'esterno della sede di Officina 31021 a Mogliano Veneto l'altra notte, un episodio sul quale si è soffermato il sindaco di Mogliano Carola Arena in queste ore, ferma condanna per un atto idiota e intimidatorio, dice il sindaco, dopo l'atto vandalico messo a segno dei danni della associazione culturale, su cui muri sono apparse appunto delle scritte razziste fatte con lo spray. A nome dell'amministrazione della città di Mogliano esprimo piena solidarietà, dice il sindaco, ai ragazzi dell'associazione, che invito a proseguire senza timore nella loro iniziativa di socializzazione dei giovani moglianesi. E adesso parliamo di West Nile, fra poco ne parleremo con il sindaco, ma parliamo del caso del 56enne trevigiano contagiato nonostante non avesse patologie pregresse, un caso che è allo studio dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. È l'unico paziente di tutti i ricoveri che abbiamo fatto che è rappresentato da un paziente non affetto da patologie predisponenti. Per cui direi che effettivamente
è l'eccezione che conferma la regola. Così il dottor Rigoli in merito al nuovo caso di virus West Nile contratto da un 56enne trevigiano attualmente ricoverato nel reparto malattie infettive del Cafoncello. In realtà sono 2 in ordine di tempo gli ultimi casi di febbre del Nilo nella Marca, uno riscontrato in un 70enne con patologie pregresse ora all'ospedale di Castelfranco e l'altro, quello del 56enne, che rappresenta però una novità rispetto ai precedenti. L'uomo infatti risulta essere sano senza fattori di rischio. Questo paziente ricoverato da noi si è presentato con un impegno importante anche dal punto di vista encefalico e non attualmente rappresenta fattori di rischio. Al momento i medici del Cafoncello stanno facendo ulteriori accertamenti. Stiamo studiando il paziente per vedere che non ci siano delle situazioni sottostanti che hanno favorito questa infezione. Ma questo, spiega subito il direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio, non cambia l'epidemiologia e quindi non devono esserci allarmismi. Più del 90% è rappresentato da febbricole leggere che passano in 1 o 2 giorni. Il paziente non se ne accorge nemmeno, in una piccola percentuale il paziente ha mal di testa, febbre più elevata e qualche volta rash cutaneo, cioè arrossamento cutaneo, e in una piccola percentuale che è inferiore all'1% c'è anche il coinvolgimento encefalitico. Allora, Sindaco Mario Conte, la prima novità della Giunta riguarda proprio la questione West Nile, la disinfestazione, ci dica. Sì, in questi primi 2 mesi e mezzo di amministrazione uno dei problemi che ci siamo trovati ad affrontare è proprio questa invasione di zanzare. A onor del vero noi abbiamo cominciato tardivamente perché ci siamo insediati a metà giugno e quindi la prima disinfestazione è stata fatta circa a metà luglio, abbiamo fatto 2 giri di pastiglie larvicida e 3 giri di adulticida in tutti i cimiteri comunali. Sono consapevole che è stato fatto un intervento tardivo perché bisognava partire molto prima e quindi probabilmente non è nemmeno stato sufficiente. Con oggi abbiamo dato il via a una disinfestazione straordinaria in tutto il territorio comunale, compresa anche gli istituti scolastici che tra qualche giorno riapriranno, quindi tutti i parchi, tutte le strade verranno disinfestate completamente e abbiamo aggiunto una cifra di 10.000 euro con questa disinfestazione straordinaria aggiunta ai primi 30.000 che erano stanziati. In contemporanea però, lo dico ai cittadini che ci stanno ascoltando, ci sarà anche un'ordinanza per sensibilizzare i privati a mantenere curati i propri giardini per non perdere l'efficacia del nostro trattamento e del nostro intervento. Quindi noi faremo il nostro, seppur tardivamente quest'anno, per il prossimo anno ci stiamo organizzando diversamente, però anche i privati devono cercare di mantenere le condizioni dei propri giardini in modo tale da non favorire il crearsi di questi focolai di zanzare. Quindi disinfestazione partita già o la partirà nei prossimi giorni? Oggi abbiamo dato il via in giunta, sarà un intervento straordinario che riguarderà tutto il territorio comunale, indipendentemente da questo caso di West Nile. Comunque la zanzara per i trevigiani quest'estate è stato un problema evidente. Peraltro questo caso di West Nile non è stato contratto nella provincia di Treviso, nel litorale. Allora, altra questione di cui ci parlerà fra pochissimo, la questione delle ZTL, perché se ne è parlato ovviamente in giunta, una riapertura delle ZTL ormai prossima, ma che come sappiamo divide un po' la città. Siamo andati a sentire un po' l'umore tra commercianti e residenti. Sentiamo e poi sentiamo il sindaco. I commercianti contano i giorni alla riapertura delle ZTL e i residenti raccolgono firme per opporsi al progetto della nuova giunta comunale. Le 2 facce della medaglia della riorganizzazione delle zone a traffico limitato che da metà settembre dovrebbe coinvolgere le prime zone previste dal piano come Ponte San Francesco, Via Manin fino ad arrivare a Via Campana e Piazza San Vito, dove durante il giorno torneranno a circolare le auto. Gli esercenti attendono con impazienza questo, sperando che possa contribuire a cambiare marcia ai consumi. Speriamo che porti più movimento come c'era una volta. L'ideale sarebbe che venisse riaperta anche Piazza Rinaldi con quei parcheggi come era prima. Dovrebbe riportare un po' di gente dentro in questa zona che negli ultimi 4 anni si è un po' impoverita, anzi molto impoverita, anche perché dove c'è circolazione d'auto c'è gente. Speriamo che sia perenne, anche tutti i giorni
della settimana, potendolo fare. Alle aspettative dei commercianti si contrappone il malumore dei residenti che temono il ritorno delle auto e del traffico in centro. 1200 le firme al momento raccolte contro il progetto, ma gli esercenti sperano che anche i residenti possano ricredersi perché dicono i benefici che ne deriverebbero sarebbero anche a favore dei residenti. Anche per tutta la città, perché se noi commercianti dobbiamo chiudere anche la città, insomma anche il residente rimane senza una fetta di negozio. Anche se ai residenti questo non incomoda, però non può diventare un dormitorio solo per loro. E anche i residenti si spera che cambino idea su questo. Credo sia importante la rivitalizzazione della città, che attualmente è veramente scarica. Vorrei vedere l'età delle persone che richiedono questo blocco. Sicuramente, a mio modo di vedere, è per una tranquillità. Allora Sindaco, intanto cosa è stato deciso oggi, se è stato deciso qualcosa sulle ZTL, poi se vuole appunto commentare. Sì. Allora oggi è stata fatta una riorganizzazione dei parcheggi in quel quadrante lì che va da Ponte San Francesco a Piazza Trentin. Sono stati creati su carta, ovviamente, poi prossimamente verranno eseguiti lungo le strade dei parcheggi carico e scarico e a disco orario e con dei parcheggi riservati ai disabili. Questo con un'aggiunta di posti che favorisce appunto tutti coloro che durante il giorno, dal lunedì al venerdì, vogliono frequentare il centro per favorire anche il commercio. I residenti devono stare tranquilli perché questa riapertura dei varchi elettronici è dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 23. Dalle 23 alle 6 il varco rimarrà chiuso, ma a differenza del passato ci saranno dei display elettronici digitali che diranno che il varco è aperto e il varco è chiuso, per evitare che ci siano le famose 17.000 contravvenzioni che sono state fatte in 8 mesi. Tra l'altro tutti noi vogliamo una città pedonalizzata, però perché si chiami città pedonalizzata devono esserci pedoni. Quello che abbiamo riscontrato noi è che oggi non c'erano né le auto e nemmeno i pedoni, quindi era una città deserta soprattutto in quel quadrante. Per quanto riguarda Piazza Rinaldi non ritorneranno i parcheggi perché riteniamo che prima dobbiamo capire qual è lo scopo e il significato che quella piazza deve avere prima di prendere qualsiasi provvedimento, quindi io eviterei di creare allarmismi. Sento parlare di raccolta firme, ma io firme ad oggi non ne ho vista nemmeno una. Noi stiamo ragionando sia con i residenti che con i commercianti per trovare una soluzione di equilibrio e crediamo che riaprire quel varco elettronico da San Francesco a Piazza Trentin dal lunedì al venerdì possa creare solamente dei benefici per la nostra città. Continueremo a parlare col Sindaco delle novità della Giunta, fra pochissimo andiamo però avanti con la cronaca e succede anche di cadere dalla bicicletta perché travolti da 2 cani che attraversano la strada, un assurdo incidente che però ha portato a gravi conseguenze, è avvenuto a Crespano del Grappa. Correre in bicicletta e ritrovarsi a terra in pochi istanti sbattendo la testa con violenza, ma stavolta niente auto a travolgere il ciclista. Stavolta sono stati 2 cani sbucati all'improvviso sulla strada proprio mentre un 70enne stava arrivando. È accaduto a Crespano del Grappa poco prima delle 9. Un incidente assurdo quanto grave perché l'uomo ha riportato una grave ferita al capo mentre i 2 animali scappavano via. I testimoni del sinistro li hanno visti allontanarsi immediatamente mentre veniva lanciato l'allarme al SUEM. Prima l'ambulanza, poi, vista la serietà della situazione, l'elicottero e il ricovero in ospedale dove le sue condizioni sono considerate molto serie. Gravissimo come un 50enne di Villorba ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Cafoncello di Treviso dopo che stamane alle 7:30 in sella al suo scooter si è scontrato con un Fiat Doblò condotto da un 65enne sempre di Villorba. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente affidata ai carabinieri. Ancora la truffa del finto incidente, questa volta è un finto carabiniere che si spaccia per militare di Treviso a truffare un'anziana di Venezia e il bottino è ragguardevole. Il gatto e la volpe stavolta si sono presentati come militari dell'Arma di Treviso e il bottino della truffa con la tecnica del finto incidente è plurimilionario. È di 300.000 euro il valore attribuito a un orologio a tiratura limitata che una 78enne residente nel centro di Mestre ha consegnato nelle mani di un malfattore che l'aveva convinta a dare monili e preziosi quale cauzione per pagare l'assicurazione di un incidente occorso al figlio. Nella prima telefonata la 78enne ha parlato con un sedicente
sedicente avvocato Bevilacqua, che le ha comunicato l'afferrale notizia. Trattenuto dai carabinieri di Treviso, il figlio della donna, per non essere denunciato dalla controparte, necessitava di una somma pari a 5.800 euro. Di lì a poco, al telefono fisso, l'anziana è stata raggiunta da un'altra chiamata. Dall'altro capo del telefono il complice del primo, stavolta un carabiniere di Treviso, che ha intimato alla 78enne di non mettersi in contatto col figlio, trattenuto in caserma. L'anziana, confessando a quel punto problemi di deambulazione, ha proposto al finto avvocato di provvedere al versamento della somma richiesta tramite bonifico, modalità alla quale il truffatore si è opposto fermamente. E alla controproposta l'anziana non ha potuto dire di no. Alla sua porta, in men che non si dica, si è presentato un corriere, un uomo dell'età di circa 35 anni, a cui la vittima ha consegnato svariati monili d'oro e un orologio a tiratura limitata per un valore commerciale di circa 300.000 euro. Il sospetto della truffa è sopraggiunto di lì a poco e finora a nulla è valsa la sua telefonata ai veri carabinieri. Nell'abitazione della donna, protetta da telecamere di sorveglianza, hanno lavorato gli uomini della polizia scientifica, che hanno acquisito le immagini e ogni elemento utile alle indagini. Adesso c'è la pubblicità, rientro, parleremo di un'altra novità sulla sicurezza con il sindaco di Treviso. Rieccoci in studio con il telegiornale di Treviso, ancora ospite con noi il sindaco di Treviso Mario Conte per tutte le novità della giunta. Intanto però da Montebelluna 5 ragazzini denunciati per furti in un bar. Avevano preso di mira il bar che si trova all'interno del Parco Manin a Montebelluna, allestito all'interno di un box in occasione della rassegna estiva Cinema all'aperto. Tra luglio e agosto avevano messo a segno 4 furti. Una volta entrati nel bar, solitamente tra le 19 e le 7:30 del mattino, dopo aver rotto una finestra portavano via i pochi spiccioli presenti in cassa, solitamente 5, al massimo 10 euro, e poi bibite, snack e caramelle, cibo che consumavano subito dopo in un angolo isolato del parco, senza eliminare le tracce del picnic improvvisato. Protagonisti sarebbero 5 giovanissimi, un ventenne, un 19enne e 3 minori, il più piccolo a 15 anni, tutti del Montebellunese e ora denunciati dai carabinieri per furto aggravato continuato in concorso. Al termine delle indagini, i militari sono risaliti al gruppetto solito girare nel centro di Montebelluna. Alcuni dei giovani individuati hanno piccoli precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Allora, con il sindaco di Treviso, sempre con Mario Conte, 2 novità che riguardano sicurezza ma anche educazione civica, sempre dalla giunta di oggi. Sì, allora per quanto riguarda la sicurezza, sono veramente contento di annunciare che nel 2019 riusciremo ad assumere 6 nuovi agenti, un ufficiale e 5 agenti di polizia municipale. Questo fa sì che riusciamo ad andare a aumentare il personale a disposizione del comandante per ottenere quel risultato che ci eravamo posti in campagna elettorale del vigile di quartiere. Oggi noi lo stiamo già facendo parzialmente con le forze che abbiamo a disposizione, perché negli ultimi 10 anni abbiamo perso 20 unità, da 95 agenti oggi siamo arrivati a 75, nel 2019 torneremo a 81, una bella iniezione di forza lavoro per la nostra polizia municipale e per garantire quella sicurezza che i cittadini quotidianamente ci chiedono. Per quanto riguarda episodi come quelli che avete annunciato nel servizio precedente, però non basta la polizia municipale e quindi interverremo nelle scuole, a partire dalle scuole medie, dal mese di novembre vogliamo portare l'educazione civica nelle scuole. Lo faremo inizialmente con i nostri agenti di polizia locale che parleranno dei reati legati al cyberbullismo, al bullismo nelle strade, al degrado e a chi rovina il patrimonio pubblico, quindi tutta una serie di incontri che faremo con i ragazzi per sensibilizzare le loro coscienze, per far capire quanto è importante è mantenere bene e comportarsi bene all'interno del proprio territorio e della propria città. Noi crediamo che agendo con i ragazzi, soprattutto con i più giovani, saranno loro i primi poi a tutelare il nostro patrimonio, quindi sono veramente contento di mettere in campo queste 2 iniziative, una incrementando le forze dell'ordine a disposizione e 2 andando a sensibilizzare le coscienze dei più giovani. Quindi 6 nuovi agenti nel 2019 e questi incontri nelle scuole a partire dal mese di novembre. Perfetto. Adesso torniamo a parlare invece dell'amministrazione comunale caduta a Ponte di Piave la scorsa settimana, lo ricorderete, la dimissione in blocco del vice sindaco nonché di 6
consiglieri tra maggioranza e opposizione. La novità è che la prefettura ha nominato il commissario che reggerà il comune fino alle nuove elezioni del 2019. Si tratta del viceprefetto Pietro Signoriello. Signoriello entrerà in carica ufficialmente il 2 settembre, nel frattempo a farne le veci in questi giorni è il subcommissario Nicola De Stefano. E adesso torniamo a Treviso e torniamo a parlare dell'Home Festival, al via la nuova edizione dell'Home Festival. Dunque da qui, da stasera fino a domenica, grandi artisti di fama internazionale a Treviso, ma c'è anche, come di consueto, il timore dei residenti per i disagi. Sentiamo. Ultime prove e poi stasera al via l'edizione 2018 dell'Home Festival che fino a domenica animerà la dogana alle porte di Treviso, portando sul palco grandi artisti del calibro di Ermal Metta, Prodigy, Caparezza. E mentre si lavora per gli ultimi dettagli nelle cucine dell'Home Festival, Daniele Caoduro, da 10 anni chef dell'evento, perfeziona i menù delle serate. Noi abbiamo molta responsabilità nel preparare e dare una base agli artisti per dare il loro meglio sul palco. E come accade ogni anno con l'arrivo dell'Home Festival, non mancano i timori dei residenti del quartiere San Giuseppe. Spero, mi auguro sinceramente stavolta di non vedere le scene anche pericolose, gente che si era sdraiata in mezzo alla strada. Il clou, diciamo, che è stato l'aver preso come tiro a segno il nostro capitello del Settecento, ridotto a un letamaio. E poi a preoccupare i cittadini, nonostante le deroghe concesse a loro e ai commercianti, i cartelli posizionati lungo le strade. Rispetto agli altri anni, quando vi erano divieti di sosta limitate a fasce orarie, spiegano, quest'anno c'è una novità. Da stanotte alle 24 fino alle 7 del 3 settembre noi siamo praticamente isolati. Quindi se mi viene un parente a trovarmi, se sulle attività commerciali che abbiamo arriva un cliente, non può venire perché c'è divieto di sosta. Ma i timori dei residenti non finiscono qui. Una ulteriore fonte di preoccupazione per noi residenti è il fatto che è stato firmato un accordo per rendere praticamente fisso e quindi con manifestazioni per tutto l'anno l'area dogana. Possiamo sopportare 5 giorni, siamo stoici, vabbè, ma avere per 365 giorni all'anno il caos che si può anche facilmente vedere adesso, no. Allora Sindaco, come rispondiamo a Trabucco? No. Chiedo scusa, non ho mai sentito tante imprecisioni in un servizio unico. Allora, non è stato firmato ancora nessun accordo, c'è la volontà di creare una progettualità su quell'area per dare un senso e uno scopo a quell'area là, che secondo noi si presta anche per grandi eventi, ma non vuol dire 365 giorni all'anno confusione. Poi voglio anche dire, e ringrazio gli organizzatori di Home Festival, perché in 2 giorni hanno pulito tutto il quadrante di San Giuseppe e lo sporco che hanno raccolto, che credetemi è davvero tanto, non è frutto dell'Home Festival, ma è frutto della maleducazione di tanti cittadini e di tanti frequentatori della zona che magari frequentano le piste ciclabili. Quindi io ringrazio gli organizzatori, ci siamo messi a disposizione come amministrazione per cercare di arginare quanto più i disagi che una grande manifestazione come il Festival comunque può creare, ma credetemi, le precauzioni e l'attenzione nell'organizzazione da parte degli organizzatori e dell'amministrazione è totale e sono convinto che sarà una grande edizione e invito tutti a partecipare. Sono 4 giorni di festa, di musica e di cultura, ci sono 60 videocamere di sicurezza, ci sono centinaia di volontari che perlustreranno tutto il quartiere affinché non ci siano gesti di maleducazione e sono convinto che con un po' di buon senso andrà tutto benissimo. Quindi andate questa sera, io ci sarò, andate a divertirvi all'Home Festival e non preoccupiamoci di qualche disagio che si può creare. Comunque noi faremo di tutto per tutelare anche i cittadini di San Giuseppe. Siamo davvero in chiusura, io ringrazio il sindaco Mereconte che è stato con noi perché ci ha raccontato tutte le novità della giunta, la disinfestazione straordinaria, i 6 nuovi agenti e anche la riorganizzazione, i pacchetti ZTL, insomma tante novità di questa giunta. Lasciatemi anche salutare, perché oggi è stata anche l'ultima giunta del segretario generale Otello Paraluppi, lo voglio ringraziare, io credo a nome di tutti i cittadini, per il grande lavoro svolto, la grande professionalità che ha messo a disposizione per 18 anni nella nostra città. Quindi grazie Otello e buona pensione a Otello Paraluppi. Buona pensione, beato lui, che ringrazio ancora il sindaco Mario Conte, grazie anche a voi per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci.
General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero. Ben ritrovati al meteo. Bella giornata di sole sulle nostre regioni grazie all'aumento della pressione. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole sulla nostra regione. Infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi sparse, salvo per locali acquazzoni sulle Alpi e localmente fin verso le prealpi. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime comprese invece tra 25 e 31 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, sarà asciutto e stabile con il cielo che si presenterà sereno su tutti i settori. Tuttavia non si escludono dei temporali sui monti e localmente fin verso le pianure. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio qualche piovasco sarà possibile a macchia di leopardo. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 25 e 26 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. General Beton Calcestruzzi, a fianco di chi costruisce e lavora in qualità. General Beton è presente in tutto il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e all'estero.